di essere qui per l'inaugurazione della mostra di Emanuela. Complimenti, complimenti, e trovo che sia sempre meraviglioso. Con Emanuela condividiamo la passione della pittura e quindi quando si parla di pittura, di arte, si parla di qualcosa di più sottile rispetto a quello che noi nella quotidianità affrontiamo. Soprattutto poi se ci mettiamo il colore, i colori sono delle essenze. Quando noi guardiamo i colori non ci rendiamo conto, ma veniamo trasformati dalla vista dei colori. Una voce un po' afona, ma ormai ce l'ho da un po' questa voce così. Allora, io sono stato preso da Emanuela sotto il braccio e non sapevo di dove fare questo piccolo intervento, per cui non cercherò di dilungarmi. Io poi farò alcune considerazioni. Prima di tutto, e penso che la condividete voi, aspettavamo questo momento dell'Emanuela da tanto tempo, perché se non vado errato questa è la prima personale che fa. La poteva fare anche molto prima, io l'ho sempre detto, anche perché ha sempre avuto un corpus di lavori organico, secondo me che sia strano. Però Emanuela è stata sempre anche impegnata in altre cose, impegnata nella famiglia, nel lavoro, però non ha mai perso l'impegno nella pittura. Io Emanuela l'ho seguita, ha seguito i corsi con me molti anni fa, che non mi ricordo neanche quanto, e diciamo che dopo è stata seguita da Albert in questi anni, e devo dire che è un po' difficile inquadrarla in una corrente artistica così, e secondo me è notevole il suo percorso. È partita con un figurativismo, diciamo, già di una buona qualità. Dirò due parole. Ringrazio i miei maestri, Albino prima, Albert dopo, con cui ho fatto diversi corsi. Ringrazio Mariella e quelli del Filò che mi hanno dato questa possibilità, il comune di Denaro per avere questa sala di stupenda. Ringrazio chi mi ha aiutato, Paolo e Marina, a mettere in piedi questa mostra che non è stata così semplice, e la mia famiglia. E grazie a tutti voi che siete venuti a salutarmi in questa mia prima personale. Grazie, passo la parola ad Albert. Appena sono entrato mi ha detto Albert qual è il difetto di questa mostra. Ora, secondo il mio parere, avrebbe potuto mettere meno quadri, perché alcuni lavori rappresentano appunto tutta la vita artistica di Emanuela, quindi qui c'è tutto il suo percorso dall'inizio alla fine, e ovviamente quando fai la personale devi fare una scelta. Ovviamente mi piacciono tutti i lavori validi, anche quelli che non sono appesi, però io avrei messo qualcuno in meno, diciamo, avrei selezionato un pochino meglio. E io ho conosciuto Emanuela nel lontano 1997 e grazie a lei insomma abbiamo iniziato un percorso qui con il corso di pittura proprio in questa sala qua, e lei veniva da un percorso che aveva fatto con Albino, e quindi aveva una base, diciamo, di disegno, di preparazione. Quello che mi ha colpito molto di lei è questa diciamo, intenzione di cambiare di continuo, cioè la discorso della natura, degli interni, degli oggetti, quindi vale come uno studio per diciamo importanti, e lei lo fa insomma con molta serietà inizialmente. Poi quando è arrivata anche un po' nel mio corso, io l'abbiamo fatto insieme, insomma, sempre in un continuo importante, no? Chi siamo,
da dove veniamo, dove andiamo, cioè queste sono le domande più importanti che gli artisti portano in tutti gli angoli più remoti, non solo quelli che osserviamo, ma quelli che sono dentro di noi. Quindi c'è un'introspezione, no? C'è l'anima quando andiamo in questi quadri metafisici, questi quadri che ricordano un po' opera, questi scocci degli uomini di fronte agli uomini, no? C'è questa solitudine di una persona di fronte a questa esistenza, e sono in un certo modo disperatamente o volutamente, piacevolmente, l'uomo cerca di avere un controllo, no? Contemporanea, e c'è anche la festa dei 20 anni dell'Associazione dei Meridiani, quindi associazione qui con una mostra d'arte, l'Associazione Meridiani Amo Classico, un'associazione che ha raggiunto 20 anni realizzando 60 meridiane. Questa sera viene presentato al pubblico il libro con tutte le 60 meridiane dei 20 anni, e quindi è uno spettacolo molto bello con l'astrofisico Baby che ci porta all'interno delle costellazioni, dello zodiaco, i miti delle costellazioni con le più belle. Preparato dalle ragazze del Filò, che ringrazio nuovamente Mariella e tutte quante. Grazie. Se potete accomodare con il voto c'è un po'.
Pensi che non